Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Family, Salute e Benessere. Nella trasmissione di oggi parliamo del mese della prevenzione, il mese rosa, ottobre, e cominciamo proprio con un appuntamento che è previsto per sabato 15 ottobre a Udine, organizzato dall'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. In questo caso la sezione di Udine. Ebbene, oggi in studio con noi c'è la Presidente della sezione appunto la sezione delle donne dell'Associazione Donne Operate al Seno, Mariangela Fantin. Grazie per essere qui, ma abbiamo anche in studio la dottoressa Carla Cedolini, che è responsabile dell'unità senologica dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale. Grazie a entrambe per essere qui. Sono partita con Mariangela proprio perché c'è proprio per sabato, no? C'è questo appuntamento a partire dalle 11. Dalle 11. Ecco, perché so che ogni anno l'Andos organizza un qualcosa in occasione del mese rosa. Diciamo che quest'anno l'Ando sta facendo un sacco di iniziative, ma non, questa diciamo che non è la prima, perché il giorno prima, proprio il 14, insieme alla dottoressa Serena Buttazzoni faremo una serata di prevenzione nel comune di Cuccana di Bicinico, proprio perché ci teniamo, no, anche a sensibilizzare all'interno dei comuni quello che è il discorso della prevenzione, e devo dire che la collaborazione tra noi e la senologia di Udine con la Carla Cedolini è veramente importante, perché non dobbiamo mai smettere di parlare di prevenzione, perché è la cosa più importante che ci sia, insomma, ecco. Dottoressa Cedolini, quindi ci soffermiamo proprio sulla prevenzione. E ci sono donne che effettivamente nicchiano un po', non si lasciano convincere a fare appunto questi controlli periodici. C'è ancora uno zoccolo, no? C'è ancora uno zoccolo duro di persone che pensano che andare a fare l'esame porti automaticamente con sé la scoperta di qualche cosa di negativo. Sì. Ecco, però non ci stanchiamo di ripetere che la prevenzione non serve a non far venire nulla, non ci protegge dalla malattia, ma sicuramente ci permette di fare una diagnosi molto precoce, che è diciamo, l'unica vera garanzia di una guarigione certa, perché prima troviamo i problemi e prima li risolviamo, è più facile anche risolverli. Ecco, quindi a queste donne io vorrei dire... Anche quando vengono invitate allo screening bisogna... Aderite allo screening, andate, seguite le indicazioni dei professionisti che vi danno per quanto riguarda i controlli, perché questo significa che noi abbiamo sicuramente uno strumento in più per risolvere il problema in modo definitivo. C'è qualche campanello d'allarme che può farci indurre ad andare a farci vedere magari prima della visita stabilita, della visita di controllo stabilita? Ecco, assolutamente sì, tenendo conto intanto di quello che è il rischio personale, sì, no? Certo. Perché ovviamente in base Perché se uno in famiglia ha già avuto dei esatto, casi, quindi dovrebbe stare un attimo più attento. Esattamente, inoltre tutti leggiamo, ma anche consultare un professionista valido, una tantum non è necessario andare tutti gli anni come le persone che magari hanno dei fattori di rischio molto importanti, è una cosa che ci aiuta a capire a che cosa dobbiamo fare attenzione, ma soprattutto quando noi apprezziamo nel nostro seno, e non mi stancherò di ripetere che anche l'autopalpazione ha un valore fondamentale, ecco, quando noi sentiamo qualcosa di diverso che magari col ciclo successivo non va via, è sempre buona cosa rivolgersi a un professionista. A volte una semplice visita accompagnata da un'ecografia o qualcosa di molto banale può risolvere il dubbio, nel bene e nel male. Possiamo magari solo accorgerci che c'è qualcosa di benigno, ma è molto utile anche sapere che c'è. Ecco, dare un'etichetta a tutto quello che non è la norma è molto importante. Ecco, quando si sente che c'è qualche cosa di anomalo, si dice se è dolorante in teoria non dovrebbe
essere niente di male. Sfatiamo questa cosa, è vero, non è Sì, vero? è abbastanza vero. È abbastanza vero. Ecco, per quanto in medicina non ci sia Sì, niente di ecco. certo, ecco, al 100%, Però diciamo che è abbastanza vero, cioè le cose dolenti e dolorabili in generale sono meno pericolose. sono meno Ecco, pericolose. sono le cose che crescono senza dar segno di sé che sono più pericolose. E comunque anche quando ci sono queste è sempre meglio dare una controllata. Assolutamente sì. A me piace molto dire che per noi è come andare in cantina, no? Bisogna mettere un'etichetta su tutte le bottiglie, perché solo così capiamo quali sono quelle buone e quelle cattive. Effettivamente, è una bella analogia. È una bella cosa, sì, è vero. E voi come Andos come vi muovete per fare prevenzione? Ma diciamo che adesso, dopo il Covid, abbiamo avuto veramente un blackout su parecchie cose che noi stavamo facendo. Però adesso man mano che si può riprendere, abbiamo anche contattato una dottoressa che è disposta a venire anche a insegnare quello che anche, ma anche insieme al gruppo della senologia, quello che è un discorso di insegnare come si fa un'autopalpazione, perché certe volte si ha anche la paura di toccarsi o non si sa, no? come ci si tocca. Secondo me insegnare anche a queste donne, guarda, toccati, impara a toccarti, perché è importante, è fondamentale proprio sempre per il discorso della prevenzione, di quanto sia importante la salute e quant'altro, e perciò riusciremo a far ripartire tra non molto proprio anche questo progetto qua. Lo faremo nella sede lì in via Diaz, perché abbiamo deciso di ritornare per quello che riguarda la prevenzione in via Diaz. Invece per quello che riguarda il Citafiera faremo invece quello che è dedicata al benessere, perciò organizzeremo delle giornate di make-up, di insegnamento sul trucco, della valorizzazione del viso, dell'immagine, abbiamo coinvolto anche una make-up immagine, perciò insomma tutto quello che riguarda proprio il benessere esteriore di una persona. Sempre iniziative molto particolari, molto interessanti, soprattutto coinvolgenti. Sì, io credo che la donna in un momento come questo ha bisogno di essere coccolata su tanti punti, no? È vero, il supporto psicologico è importante, il fatto che viene donata la parrucca, anche questo per una donna è fondamentale. Il fatto di poterla far parlare con altre ragazze che stanno passando un periodo difficile come questo è fondamentale, ma è fondamentale anche farle giocare anche con quello che è il mondo della bellezza, dell'estetica, perché certe cose veramente con un trucco possiamo veramente ridare un sorriso anche agli occhi che sono l'anima del nostro essere. Ecco, ogni anno diciamo a ottobre, mese della prevenzione, ottobre, e si parla tante volte, o perlomeno si approfondiscono determinate tematiche esclusivamente in ottobre. Invece queste tematiche andrebbero, no? Come fa l'Andos che organizza manifestazioni tutto l'anno, andrebbero tenute in piedi, no? Iniziative di sensibilizzazione sostenute praticamente sempre. Sì, assolutamente sì. Ecco, ottobre diciamo che però è un'occasione... È simbolico. Esatto, è simbolico, in maniera da tenere sempre un po' la tensione. E magari a ottobre uno si controlla e dice l'anno successivo, esatto. Almeno si controlla a ottobre se non lo fanno, o perlomeno viene sensibilizzato. O perlomeno si ricorda che deve essere fatto. Ecco, se non lo fa a ottobre, pur che lo faccia, pur che si faccia. Pur che si faccia. Beh, devo dire anche che qua abbiamo anche quello che è il camper lì al Gervasuta, che è importante, no? Ecco, e vedo che anche insomma le donne piano piano si stanno riavvicinando a quello che sono queste visite dedicate proprio al controllo, alla prevenzione. E devo dire che noi tutto sommato abbiamo, anzi noi abbiamo un ospedale con non perché qua è la dottoressa, ma perché abbiamo veramente un'equipe fantastica, veramente fantastica. Ecco, dottoressa Cedolini, e quanto ha influito anche il Covid, e mi pare che ne abbiamo parlato anche l'ultima volta che ci siamo viste, quanto ha influito il Covid anche per quanto riguarda il fatto della prevenzione, no? Che le donne non hanno pensato alla prevenzione, chiuse, paura. Adesso c'è questo risveglio secondo lei, pian piano? Sì.
Diciamo che ecco, noi abbiamo pagato e stiamo pagando ancora perché si vedono, ne abbiamo già parlato, Sì. insomma si vedono degli stadi che noi non vedevamo da tanto tempo. Adesso però diremo che ci stiamo anche abituando al Covid e quindi siamo tornati un pochino a pensare anche ad altre problematiche, no? Per cui le persone ricominciano a prendere gli appuntamenti, ricominciano a rispondere agli appelli dello screening che durante il Covid si era fermato e che adesso ovviamente è ripreso e stiamo imparando a convivere anche col Covid e a ripensare di nuovo a queste cose che sono comunque molto importanti per quanto riguarda la salute. Ecco. Io direi di chiudere questo appuntamento del martedì ricordando quello che succederà sabato con Mariangela e poi magari giovedì ci ritorniamo a vedere tutte, no? Tutte Volentieri. insieme per parlare ancora di prevenzione e poi con la dottoressa Cedolini anche parlare di tecniche, cosa si sta facendo, quali sono le novità adesso, Certo. no? Per quanto riguarda l'intervento, per quanto riguarda la rimozione delle neoplasie. Una cosa importante, Sì, Mariangela. abbiamo anche sabato 15, c'è anche il convegno nazionale dell'Andos che si terrà proprio a Codroipo, dove verranno coinvolte tutte le Andos a livello nazionale, che anche questo è un bel appuntamento importante. E la dottoressa Caraccidolini sarà una delle relatrici. E questo insomma è bello. Bello, sì. Comunque, tutte tematiche che riprenderemo la prossima puntata, quindi appuntamento a giovedì prossimo, sempre alla stessa ora con Family Salute e Benessere. Ci vediamo giovedì, arrivederci.